Grazie, buongiorno a tutti, bentrovati. Un saluto a tutti quelli che ci seguono anche in diretta. Volevo iniziare subito con un paio di dati. Un attimo solo, scusate, ecco qua. Allora, intanto ormai siamo a 150.000 tamponi. Da mercoledì, vi ricordo, martedì, mercoledì, noi aumentiamo fortemente la capacità di fare tamponi, perché la macchina che abbiamo comprato, siamo gli unici in Italia ad averla, è stata definitivamente montata, è arrivata dall'Olanda e sono arrivati poi i tecnici inglesi per il montaggio e il collaudo, e quindi questa macchina ha un potenziale di 9.000 tamponi da sola al giorno. Questo ci permette di avere un target da 15.000 a 20.000 tamponi con tutto il resto delle microbiologie del Veneto, e ci permette di evadere il pregresso. Voi sapete che uno dei fattori limitanti è aver accumulato anche tamponi, ci permette di essere più rispondenti alle esigenze dei cittadini. Non è stato facile avere questa macchina, stanno arrivando tamponi, cioè la parte dei kit. Stiamo diventando autonomi anche con i reagenti. Stiamo testando, peraltro me l'ha detto stamattina il dottor Rigoli, anche i tamponi fatti made in Veneto, e quindi insomma tutto questo per dire cosa? Per dire che ci siamo. Allora, i dati che oggi vi do sono sicuramente quelli del fatto che abbiamo 19.595 persone in isolamento, delle quali 11.588 sono positive. Anche su questo vi do un dato: l'aumento dei positivi è direttamente proporzionale al numero di tamponi, diciamo, di magazzino che si vanno a processare. I ricoverati in questo momento sono 1924 ricoverati, che si aggiungono ai 322 di terapia intensiva, quindi siamo a 2.300, che si aggiungono ai dimessi 1.191, che comunque abbiamo curato prima, quindi 2.300 più 1.191 fa 3.500 più o meno. Queste sono le persone che sono entrate nei nostri ospedali. Lo dico a tutti quelli, scusatemi se ve lo ripeto spesso, che pensavano che questa fosse una passeggiata. Cioè noi abbiamo almeno 3.500 persone che abbiamo curato nelle malattie infettive del Veneto, nelle semi-intensive del Veneto, nelle terapie intensive del Veneto, e sono assolutamente cittadini che, se non avessero avuto questa organizzazione sanitaria che abbiamo dato, oggi magari non saremmo qui a parlare di loro, avrebbero dovuto puntare tutto sulla fortuna. E questo giustifica anche i ragionamenti fatti per l'identificazione dei Covid Center, cioè degli ospedali che abbiamo identificato come centro di riferimento. 609 sono i morti, purtroppo. Peraltro mi è giunta prima la notizia che è morta la signora, una delle signore più vecchie che avevamo in Veneto, 107 anni, di Farra di Soligo, ha fatto il compleanno qualche mese fa, un mese fa, una roba del genere. Nati 73. Ho sentito anche il ministro Speranza stamattina, insomma, per una chiacchierata che ogni tanto si fa col ministro, per sentirlo e per capire. Io spero che si possa lavorare già questa settimana, e il governo ha la mia totale piena disponibilità, ma anche immagino dei colleghi presidenti. Ho sentito anche il presidente Bonaccini questa mattina prestissimo, ovvero l'ottica di capire che comunque la nostra ordinanza, ma soprattutto il DPCM, cioè il decreto del Presidente del Consiglio, scadono alle ore 24 del giorno 13 di Pasquetta. Quindi ci sono solo due ipotesi: o costruire il provvedimento successivo, qualsiasi sia il provvedimento, di apertura, di non apertura, di quello che è, perché comunque ci vuole un provvedimento, o per revocare tutto quello che è chiuso, o per stabilire nuove regole, insomma. O lo si fa all'ultimo minuto e si rischia di fare male, oppure iniziamo a costruirlo
abbiamo una settimana davanti, si riesce a costruire. Le regioni, anche per il tramite del nostro portavoce e il presidente della conferenza, che è Bonaccini, hanno già dato piena disponibilità a lavorare, si parla anche di cabina di regia, insomma sia quello che sia, l'importante si faccia. Per noi veneti questa resta la settimana definitiva, insomma questi sono i giorni, diciamo, del trend. Avete visto, le terapie intensive sono diminuite di altre 8 unità e non stiamo abbassando la guardia, stiamo ospitando anche pazienti da fuori adesso, abbiamo iniziato un po' da qualche giorno. Siamo felici e preoccupati. Siamo felici perché i dati ci dicono che il lavoro fatto dai veneti pesa sulla statistica, pesa sui dati, e quindi ognuno di noi può dire se ci sono stati meno morti in Veneto, lo si deve al fatto che tutti i veneti sono stati in casa, hanno rispettato le regole. Guardate che questo è un merito dei veneti. Cioè noi abbiamo avuto sicuramente un blocco del contagio, preoccupati perché nel momento in cui si apre dovremo capire cosa accadrà per il virus. Il virus c'è, noi continuiamo a trovare positivi e il virus ci preoccupa. Avete visto anche la notizia di oggi di Johnson, si dà Johnson in terapia intensiva, ed è esattamente, vi ricordate quando quel giorno vi ho detto vedrete che problemi avranno con l'immunità di gregge? Resta solo il pastore con l'immunità di gregge, gregge sparisce tutto. Lo dico perché bisogna anche apprezzare il lavoro che si fa. Se noi avessimo ascoltato tutti quelli che all'inizio non condividevano nulla, era una stragrande maggioranza, perché le prime ore noi andavamo col carro armato e qualcuno diceva ma non c'è neanche la guerra, di cosa stanno parlando sti qua? E ricordiamocela la storia. Allora noi abbiamo fatto delle scelte, lo dico da solo, coraggiose, eroiche, controcorrente. Insomma, quando io ho proposto la quarantena per i ragazzi in età scolastica che provenivano dalle zone infette della Cina, non dalla Cina, dalle zone infette, mi sono preso da razzista. Oggi c'è qualcuno che si scandalizza se si parla di quarantena? Qual è il linguaggio comune? Dove stai facendo la quarantena? Allora, vedete, cioè, non si può rivendicare qualità dell'amministrazione e poi quando qualcuno ti propone qualcosa, se esce dai canoni della quotidianità, pensi sempre che sia una roba sbagliata. Io capisco che i cambiamenti sono sempre un problema, però guardate che queste scelte che abbiamo fatto oggi ci permettono di dire, insomma, che un po' di argine l'abbiamo fatto tutta sta vicenda. Detto questo, vi dico che quindi sta settimana dobbiamo continuare a rispettare le regole. Ringrazio tutti per il grande sacrificio che stanno facendo. Ringrazio, non mi stancherò mai di ringraziare i ragazzi, e voi li dovete valorizzare, dovete fare servizi sui giovani del Veneto che restano in casa. Non li vedete in giro per la strada, vi siete accorti che vedete anziani ma ragazzi non ne vedete, e ci sono, ne nascono ancora un centinaio al giorno, fra l'altro ci sono, solo che sono assolutamente parte di questa partita. È diventata quasi una gara, no? Lavoriamo tutti assieme, c'è questo network di giovani, questa comunità che è silente ma non assente, è silente cioè non fa rumore ma non è assente, che sta veramente lottando assieme a noi. E i ragazzi gli dovete dare questo riconoscimento. Ancora non ho visto grandi lavori da parte vostra, ne dovete far di più. Avete fatto un gran lavoro di assistenza, però sui giovani io veramente vi prego di fare qualcosa di più approfondito, perché aver 15, 16, 17, 20 anni, 21, 22 e essere chiusi in casa ormai da un mese, cioè già ti dà fastidio se ci stai con la febbre una settimana. Pensate a starci un mese in perfetta forma fisica, a vedere fuori le piante che fanno le foglie, il sole 23 gradi ieri c'erano, e sentire gli uccelli che segnano la primavera, insomma, che la primavera è sbocciata. Cioè, i ragazzi per me fanno un sacrificio che è encomiabile, punto, non aggiungo altro. Volevo aggiungere 2 considerazioni. Tanto continuare a ringraziare, e ce l'abbiamo già, ringraziare i donatori, stanno crescendo. Io posso dirvi che stiamo andando attualmente verso i 30 milioni di euro. Sì, posso dire, mi prendo la briga di dire
che c'è un grosso donatore, però ancora non l'ha fatta la donazione, ma vi dico io che si va verso i 30 milioni di euro, quindi facciamo un bel salto in avanti. Sì, quello da 7 milioni, bravo. E poi volevo anche ricordarvi qualche altro donatore. Come sapete ogni giorno vi leggo qualche nome: 70.000 euro Tosini Andrea, 70.000 euro UBS fiduciaria, 70.000 euro Unione Sindacale della Regionale CISL del Veneto, 68.000 euro numero 8 SRL, 66.000 euro Progeco, 50.000 euro Canarbino, 50.000 euro 5 Stelle del Veneto, 50.000 euro la Marca Vigni Spumanti, 50.000 euro Prealpi San Biagio di Callalta, 50.000 euro Cevir, 50.000 euro Lago SPA, 50.000 euro SEA Società Elettromeccanica, sono finite le lettere forse, 50.000 euro DB Group SPA, 50.000 euro Ursus SPA, 50.000 euro Ance Veneto. Mi fermo ai 50.000 euro. Ricordo sempre i main sponsor, che sono 5 milioni di euro dati da Ennio Doris, dal signor Doris, 2 milioni di euro più 3 milioni da De Longhi, dalla famiglia De Longhi, poi la famiglia Zoppas 1 milione di euro, Enrico e Franco Zoppas, 500.000 euro il signor Fassa della Fassa Bortolo SRL, 500.000 euro Rino Mastrotto Group, 500.000 euro Cereal Docs e poi tutti gli altri. Quindi veramente un ringraziamento di cuore. Ultima considerazione: il 15 c'è una scadenza che a voi è sfuggita. Voi ricordate che uno dei primi giorni noi siamo venuti qui e abbiamo presentato il piano delle restrizioni delle attività sanitarie in Veneto, la chirurgia solo quella oncologica, le robe straordinarie, perché dicevamo guardate che noi avremo il problema di avere, e li abbiamo avuti, 3.500 pazienti Covid, e quindi c'era tutto il tema delle terapie intensive, delle attività degli ospedali Covid, e quindi ci scade, quindi noi stiamo ripensando a una riscrittura di quell'ordinanza, e vi dico che io ho anche la speranza di pensare anche se ci riuscissimo quasi anche di revocarla. Insomma, la speranza è quella di revocarla, però non ve lo so dire perché adesso dobbiamo valutare i carichi di lavoro, gli impegni degli ospedali, e quantomeno vedremo di capire quanto ridimensionabile sia. Dall'altro vi dico che abbiamo detto stamattina, come al solito abbiamo le 2 videoconferenze al mattino, ho detto ai direttori generali, in particolar modo al dottor Scibetta e al dottor Simoni, di farci pervenire per oggi un'idea di inizio di ripartenza di 2 ospedali principali, che sono lo Schiavonia e Sant'Orso. Sono ospedali con pazienti Covid, cioè coronavirus, esistono, non è che sono delle cattedrali nel deserto, sono stati ospedali strategici e lo sono. Però è pur vero che magari in un'ottica di convivenza graduale, anche perché noi sappiamo che più finisce questa emergenza, più rinizia l'attività ordinaria di questi ospedali, tornano alla vita normale. Ovvio è che noi comunque identificheremo questi ospedali come sempre centri di riferimento, perché li abbiamo allestiti, eccetera. E guardate, con tutto il rispetto che ho per tutti, cioè non è che possiamo continuare a dire che i vecchi ospedali possono diventare centri Covid, perché i vecchi ospedali non sono a norma sismicamente, non hanno l'impiantistica in grado di affrontare questo. Cioè, per farne esempio, Schiavonia piuttosto che Sant'Orso sono 2 ospedali che hanno un'impiantistica adeguata per avere 30-40 persone in terapia intensiva o in subintensiva. Voi dite, ma cosa vuol dire? Vuol dire che i tubi non si congelano, perché l'ossigeno, passando in grandi quantità, fa congelare i tubi. Il problema è che ad esempio hanno avuto in Lombardia sugli ospedali più datati. Cioè, per dedicare uno di questi vecchi ospedali a diventare Covid Center bisogna investirsi talmente tanti di quei soldi che conviene rifarlo nuovo. Fidatevi, se no insomma c'è la scoperta dell'acqua calda, no? Zaia non si è accorto che all'ospedale di Pieve di Soligo e fa il Covid Center a Vittorio Veneto. Parlo della mia zona così nessuno non si offende, perché qua si offende sempre tutti. Ecco, allora io dico no, sapevamo che c'eravamo a Valdobbiadene, scusate, non Pieve di Soligo, a Valdobbiadene, però sappiamo che mettere in funzione per alti livelli di cura Valdobbiadene, al di là del personale, della logistica e di tutto,
c'è anche un tema strutturale. Quindi vi dico, abbiamo chiesto per oggi pomeriggio che ci dicano già le prime indicazioni e cercheremo di capire. Spero che lo si possa fare con velocità. Resta fermo che al momento attuale noi siamo in emergenza. Passo la parola alle domande e poi lascio i due assessori che hanno due comunicazioni. Allora io chiederei ai colleghi, primo il giro solito, secondo lo dedico ai quotidiani, poi facciamo l'ultimo giro. Sì. Presidente, ciao. Il tema della ripartenza, tu hai accennato al discorso della ripartenza sanitaria. Come te la immagini? Anche perché pare di capire che questa settimana sarà dedicata anche sarà dedicata alla riscrittura dell'ordinanza, al dialogo con il governo per riformulare. Come ti immagini i primi passi graduali verso un allentamento delle restrizioni? Ma intanto è fondamentale dire che noi dobbiamo partire dai dati epidemiologici e dalle indicazioni del mondo della sanità. A me piacerebbe aver già riaperto, però è pur vero che se hai il virus e puoi mettere a repentaglio la vita dei cittadini o peggio ancora puoi avere delle ricadute sulle masse, cioè penso che il rischio debba essere assolutamente certificato da chi se ne intende. E dall'altro voglio dirvi che io immagino, ma non sto dettando delle linee guida, che avremmo sempre una fase di transizione prima di arrivare a regime con tutta questa partita, che è una fase che ci imporrà di avere sempre gli ospedali di riferimento, di non abbassare la guardia e di avere anche delle attività che gradualmente tornano alla normalità. E penso che non sia da escludere di avere ad esempio delle attenzioni particolari per alcune fasce di età, penso agli anziani, penso comunque a coloro che sono cronici, patologici, insomma persone che sono più deboli davanti al virus. Ma mi fermo qui, guardate, lo stiamo scrivendo, anzi lo sta scrivendo la dottoressa Russo con la sua squadra, ne abbiamo già parlato, cercheremo di capire, però noi non vogliamo andare da soli, nel senso che se a livello nazionale si adotta un sistema per cui si apre, noi portiamo come contributo le nostre indicazioni. Altro? Poi posso chiedere Prego. un dettaglio, tu hai accennato al versante sanitario. Sul piano, diciamo così, delle attività civili, ad esempio la tua ordinanza è intervenuta sui negozi, Sì. È immaginabile di valutare un allentamento alle chiusure? Guarda, io ti dico la verità, per quanto riguarda la mia azione rispetto all'ordinanza, dobbiamo vedere come va questa settimana e alla volta di venerdì io vi dico già quali saranno le scelte, nel senso che bisognerà vedere i dati. Per questa settimana può riportarsi nell'oblio o andare verso uno svuotamento. Considerate che siamo davanti a pazienti, questo lo dovete sapere, che si fanno anche 3 settimane in terapia, quindi non sono pazienti che tu dici di giri velocemente, per cui è anche più problematica questa epidemia, anzi questa pandemia, per un altro motivo, che se dovessero essere tanti pazienti occuperebbero per tanto tempo il letto e quindi sarebbe veramente complicata questa storia. Cioè la Lombardia come noi sta ancora curando pazienti di 3 settimane fa. Se a un certo punto non si ferma l'ingresso dei pazienti, cioè tu vai in collasso. Vi ricordate quando vi dicevo stiamo arrivando allo stress test? E siamo arrivati allo stress test, perché siamo arrivati a dei giorni dove i posti si contavano su una mano. Noi poi siamo pronti a tutto, però insomma questo è quello che è accaduto. Quando si dice che bar e ristoranti saranno gli ultimi ad aprire, Non te lo so dire. Di certo quello che fa paura agli sanitari sono le aggregazioni, no? Cioè è inevitabile, cioè, se tu dici si rifaranno le sagre, nel breve immagino proprio di no, perché cioè, quello che è fonte di aggregazione è un problema. Allora, Marchiori, Sì, Presidente. Presidente, buongiorno. Una domanda, ci sono arrivate alcune telefonate da parte di giardinieri in redazione che chiedono chiarimenti sulle modalità con cui possono lavorare perché le prefetture o dicono di no o tentennano. Ma
guarda, abbiamo visto noi una direttiva della prefettura di Verona che ha interpretato, almeno da quello che si è letto, che ha dato risposta ai florovivaisti del Veneto dicendo che si può, che l'ordinanza non ha nessun problema. Quindi anche a livelli privati? Yes. Questo è quello che c'è scritto, ma è quello che è scritto nella nostra ordinanza. Prego. Buongiorno, un commento se possibile sulla riapertura dei mercati, ad esempio a Padova, con le nuove regole oggi insomma già in Piazza delle Erbe che non funzionava, un buon non Tu chi sei? Prolege e Telenuovo. Ah, Telenuovo, scusami. Siamo tutti mascherati. Ma guarda, noi avevamo due alternative. Non occuparci di questa forma di aggregazione che comunque non aveva nessuna regolamentazione e sarebbe stato, come si può dire, dai responsabili, perché voi tutti ci avete segnalato i problemi e giustamente ci sono dei problemi. Se è pur vero che nel supermercato ti incolonni, ti metti la mascherina, c'hai comunque i guanti e entri uno alla volta, tutte le storie che sapete meglio di me. Io peraltro vado in un supermercato dove ci sono i guanti all'ingresso di lattice ed è un supermercato di una grossa catena del Veneto, per cui immagino che ce ne siano anche in tutti gli altri supermercati. No, perché qualcuno mi ha detto no, perché Zai vuole i guanti ma non ci sono i guanti. Poi io ho visto nel mio supermercato c'è lì la scatola e prendi i guanti di lattice, non neanche usa e getta. Sì, usa e getta ma sono quelli di lattice. No, dicevo, l'altra opzione era quella di chiudere, scelta peraltro che hanno fatto anche dei sindaci, penso Verona. La terza via, che sembra quella che premia, è quella di cercare una forma di equilibrio, perché poi il mercato dell'agroalimentare a cielo aperto, cioè formaggi, salumi, carni e frutta e verdura, è un mercato che è molto eterogeneo. Si va da quello del Piazza delle Erbe di Padova a quello di Segusino. Segusino non c'è altra forma di approvvigionamento, per dire, faccio un esempio, nessuno mi telefoni e dire questo è tutto così. A Padova magari ci sono più opportunità. Allora abbiamo deciso di stabilire delle regole che sono minimali, cioè l'abbiamo immaginato come un supermercato, quindi deve essere perimetrato e ripeto, basta una cordella. Avete visto le cordelle che si usano sui quartieri, quelle di nylon, quelle bianche e rosse, basta anche una roba così, un ingresso e un'uscita. Un ingresso e un'uscita vuol dire che la cordella la tagli e ci puoi mettere anche due sedie, la leghi su due sedie e fai un varco di 1,5 metri, 2 metri, stessa roba metti altri due sedie dall'altra parte. No, dico per qualcuno la vagheggia che sembra che bisogna fare i muri di cemento armato. Ci metti la vigilanza, abbiamo previsto, quindi o polizia municipale, o volontariato, o protezione civile, qualcuno che sta lì e dice signora un attimo, o signore un attimo, e tutti devono avere mascherina, guanti, tutti, a iniziare dai venditori, oppure per quanto riguarda i cittadini, se non hanno la mascherina, occultare il naso e la bocca, cioè coprire il naso e la bocca con qualcosa, un foulard o qualcosa. Mi hanno scritto che il foulard, ma se è di lana, fa caldo, cioè, voi capite, cioè, se io ti dico guarda lì c'è il fuoco, non andarci perché ti bruci, non mi devi cominciare a dire a quanti metri, a quanti centimetri posso arrivare, ma scotta tanto, buttati. Cioè, se io lo dico per il tuo bene, se proprio ci vuoi andare, buttati. Cioè, questo non è un gioco, e non è neanche come si fa, un esercizio di dittatura o di sadismo, è semplicemente dare indicazioni ai cittadini per tenerli in buona salute, appunto. Se poi uno non si fida, facciano quello che vogliono, però non ho visto grosse lamentele oggettivamente. Ivana Goldnik, Rai TV. Sì, no, sono tamponi, quelli che si fanno in casa, che cercano di sopperire al fatto che ormai sui mercati non è che li trovi con facilità i tamponi. Anche qui state attenti, perché se trovate qualcuno che dice io ce li trovo dove voglio, bisogna capire se sono attivati o inattivati. Quelli diciamo, come si può dire, cool, no? Quelli che vanno per sono gli inattivati, cioè che prevedono minor lavorazione poi, perché se tu hai quello semplice tampone, hai tutto un problema di lavorazione che ti porta via un sacco di tempo e quindi non puoi più processare migliaia di tamponi come prima.
Per tanti dicono, ma io ho trovato i tamponi, sì, dipende quali. Ma quelli di Veneto sono appunto per migliorare quello di più processo. Beh, sentite il dottor Rigoli, insomma, di Treviso se avete bisogno. Prego. Presidente, buongiorno. Io ho una curiosità. Abbiamo assistito, stiamo vivendo comunque una chiamata alle armi da parte di tutti i medici. Successivamente, in un futuro che mi auguro sia insomma il più breve possibile, fanno sempre parte della regione, fanno sempre parte del sistema. Come lo vede? Ma compatibilmente con le leggi sì, voi sapete che io sono quello che ha proposto il richiamo in servizio che poi è diventato norma di medici in pensione, o meglio, è diventata norma la possibilità di optare a 65 anni di non andare in pensione. Adesso è stata autorizzata anche l'assunzione a tempi determinati dei medici in pensione che magari sono assolutamente dei grandi professionisti che se ne sono usciti a 65 anni dagli ospedali, e ne conosciamo tutti di chirurghi, di grandi medici, eccetera. Per cui c'è una dotazione di personale che assolutamente noi vorremmo ottenere. Sul fronte dei medici a noi non bastano mai, che sia chiaro. E non voglio sentir dire da nessuno che la regione non li ha assunti. Non ci sono. Fra l'altro noi ne abbiamo assunti 500 e siamo stati i primi in Italia a portare avanti l'idea di assumere i medici laureati senza la specialità. La specialità ci vuole, ma noi abbiamo assunto anche quelli. Prego. Quando ormai dopo Pasqua e Pasquetta, paradossalmente sono più controllabili anche socialmente le città delle campagne. In campagna magari tra parenti si sta già pensando al pranzo di Pasqua o di Pasquetta. Si può dire qualcosa, può dire loro qualcosa? Che è zero? Mi sembra logico. Io sono qua a Pasqua anche a Pasquetta con gli assessori. Penso che più di dare buon esempio così, cosa volete che vi dica? L'ordinanza vieta ogni forma di aggregazione, pubblica o privata. Se volete rispettare la legge, o meglio ancora, fare un lavoro di squadra per salvare la vita ai veneti, bisogna stare isolati. Sentite, possiamo, anzi, fisserò io un giorno, farò una proposta di fissare un giorno di Pasqua e Pasquetta un po' più avanti e lo celebreremo tutti, facciamo così. Insomma, facciamo indifferita. Propongo la Pasqua e la Pasquetta indifferita come festeggiamento, attenzione, non come rito religioso, sto parlando come pranzi e scampagnate, che dopo non venga fuori a casini. Anche con rito religioso. No, guarda, cioè, questo se lo scrivi ti taglio un dito, Allora, così non riesce più a scrivere, basta uno. andrei con i colleghi, poi facciamo l'ultimo giro. Domenico Basso, qual è la cifra di contagi e terapie intensive che venerdì la porterebbe eventualmente a far rientrare le ordinanze? Ma sai, non è un problema di contagio e terapia intensiva, dobbiamo vedere il trend generale sentendo i clinici. E questo è fondamentale. Capisco la domanda, ma per noi non basta. Intanto i numeri di contagi, guardate, io lo dico sempre, anche... C'è un Larsen qui. Perché va spento quello. Devi spegnere quello. Spegni il tuo. Tuo, Carlo. Ecco, grazie. E lo dico anche, l'ho detto anche al Ministro, finiamola col pubblicare, ma lo dico anche a voi ragazzi se ci date una mano, tabelle con il numero dei contagiati a livello mondiale. Ma secondo voi, vi faccio un esempio, noi che andiamo a cercare i contagiati ne abbiamo di più, giusto, no? Pensate, Veneto ho fatto 150.000 tamponi, cosa volete che troviamo? Funghi? Troviamo contagiati? E poi tu vedi la cartina del mondo, il Brasile 6.000, cioè uno dice, se il virus ce l'hai fa un casino, se non ce l'hai non fa niente. Come fai ad averne solo 6.000? C'è impossibile. La Gran Bretagna è la dimostrazione palese di cosa succede quando tu non controlli niente, non tamponi niente, non isoli nessuno, e devo dire che va tutta la mia solidarietà. Io sono per il rientro di tutti i nostri cittadini veneti all'estero. Se tornano a casa io sono felice, che sia chiaro. Io non condivido la linea che si sta dando che tutti si stiano via. No, io sono perché si dia la possibilità ai nostri cittadini di rientrare. Guardate che a me chiama gente piangendo dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, non vi ho detto 2 paesi a caso, ci chiamano piangendo che hanno paura di ammalarsi lì, perché lì è finita. Cioè, hanno altre modalità, altri sistemi sanitari. Noi abbiamo ragazzi che si sono chiusi letteralmente in casa a Londra e sono chiusi ormai
E fra l'altro ieri mi dicevano che a Londra e in Gran Bretagna avevano messo in piedi un bel sistema di consegna a domicilio del cibo, della spesa, e adesso non funziona più neanche quello perché sono intasati, per cui adesso sono terrorizzati i nostri ragazzi, soprattutto studenti all'estero, che devono scafandrarsi per bene per riuscire ad andare a fare una spesa in fretta e furia. A tutti consiglio sempre di fare una gran scorta di scatolame. Non puoi farci niente, cioè, il problema è quello dei voli, ma a Farnesina no, perché fondamentalmente ti dicono ma la Fifino non è un cittadino in pericolo in zona di guerra o quant'altro, e ti rispondono beh, a Londra, cioè, o a New York, è una delle comunità più occidentali che ci sia, cioè insomma più evolute che ci siano, e la verità è che tutti vogliono tornare a casa. Quindi vorrei sentire anche in futuro da voi magari qualche bella riflessione sulla fuga, no? Io non sono mai stato dell'idea, non faccio parte della categoria di quelli che pensano che qui restano gli sfigati. Qui resta anche gente che ha voglia di combattere e che si fa strada, perché questo paese cresce solo se c'è voglia di combattere. Poi io non biasimo nessuno, perché per me l'esperienza internazionale è doverosa per i ragazzi, però insomma farne poi una narrazione romantica è un'altra roba. La Giacomusto del giornale di Vicenza introduce un argomento su cui ci saranno anche altre domande, aggiornamenti sulla sperimentazione dei farmaci che si stanno effettuando nei vari ospedali veneti e quindi le cure a domicilio dei Covid sintomatici. Guardate, sta andando bene, ci sono dei farmaci che stanno rispondendo bene, tra i quali posso ricordare quello dell'artrite reumatoide, il Tucilumab, non so quello che si chiama, ha un nome, nessuno lo sa, ma magari se lo guardiamo, prova a vedere se te lo trovi, Tuci, vabbè, quello che sei. Ne abbiamo 6 in sperimentazione, stiamo attendendo, voi sapete che è stato approvato il protocollo AIFA per l'Avigan, il farmaco giapponese, la Fuji adesso dovrebbe dare il farmaco e se arriva il farmaco noi siamo pronti a sperimentare, a fare la fase sperimentale. Non dobbiamo creare illusioni, per il tema della idrossicloridina a domicilio si va avanti, nel senso che la somministrazione preventiva a domicilio che sembra diminuisca gli effetti, diciamo i sintomi si chiama tocilizumab. No, evito commenti su chi ha messo sto nome. Ma cosa blocca la Fuji? Perché comunque sta passando... No, non sta bloccando niente, nel senso che il protocollo è stato approvato la scorsa settimana, immagino avranno dei contatti con i giapponesi per far arrivare il farmaco non c'è sul mercato. Altro ragazzi? Angela Pedrina, domanda prima, svolgimento dei test sierologici sui dipendenti del sistema sanitario. Posso annunciare che è iniziato, nel senso che il professor Plebani e immagino anche il professor Lippi, ho sentito Plebani anche stamattina, pronti via, punto. È cominciato. Sì. La dottoressa Russo. L'esperienza del test sierologico, noi siamo stati i primi a parlarne, Università di Padova, Università di Verona, professor Plebani, professor Lippi, è realtà. Anzi, potrei anche dire che era realtà, nel senso che è iniziata. Vale la gerarchia per operatori sanitari per caso di riposo? No, attenzione, questa è una prova sierologica che si fa su un campione rappresentativo, che saranno 2-3 mila casi, sia in infettive piuttosto che in dipendenti, per cominciare a validare il fatto che ci siano gli anticorpi, neutralizzanti. Qualcuno dice che è tutta da dimostrare, giustamente qualche altro scienziato dice scusa, se è tutta da dimostrare il vaccino come si fa a costruire? Il vaccino si costruisce con la stessa metodologia, trovi la risposta anticorpale e capisci che quella è la strada, cioè spremi il campanello di casa e uno ti apre la porta. È inutile che dici ma se sono i campanelli non ti apro la porta, vediamo. Seconda domanda della Federica, ce ne sono 3. La dottoressa Russo sul Corriere della Sera di oggi annuncia che proporrà lei una sperimentazione di riapertura su 500-600
probabile che questa sia assolutamente una delle vie, però c'è anche da dire che attendiamo le decisioni nazionali, perché ricordo che l'apertura delle aziende non compete a noi. Noi possiamo dire, se ci dite che si può aprire, noi abbiamo già un'idea di come aprire. E anche magari qualche azienda in maniera molto sperimentale per analizzare anche altri aspetti. Ci sono molti imprenditori che si sono anche proposti di essere cavia nella riapertura. Ultima domanda, secondo i sindacati 14.000 imprese chiedono di riaprire, troppa fretta? Ma guardate, cioè non è, a venerdì sappiamo come è andata la settimana e capiremo anche quale sarà il trend nazionale, perché immagino che la Lombardia abbia le sue osservazioni da fare, l'Emilia Romagna anche e noi anche, cioè cercheremo di capire. 14.000 è un numero che fa impressione, ma abbiamo 600.000 imprese in Veneto, cioè 600.000 partite IVA, scusate.